Siamo in diretta, però scusate un attimo solo perché dobbiamo capire se ci state o no. Stiamo vedendo. Allora. Un attimo solo. Praticamente quanti ne siamo? Vediamo un po'. Aspettiamo un poco. Allora, perché non riesco a capire. Nel frattempo faccio una chiamata. Tu fai chiamata, allora. E qua pure. Siamo in diretta. Solo dobbiamo disattivare l'audio di qua. Abbiamo disattivato. Allora ragazzi, non riusciamo a vedere quanti spettatori ci sono. Sta scritto 0 a tutte e due parti. Non vedo. Non capisco. Fammi riservarmi sul link giusto che fa Facebook. È questo. Sì, è questo. Aggiorniamo la pagina pure qua. Aggiorniamo la pagina. Sì, ci siamo. Sì, ci sono? Ci si è. Però che non riesce. Sono 28 mi piace. Già. Però gli spettatori non mi interessa. Quante persone siamo? Almeno aspettiamo che si collegano almeno una cinquantina. Se ci stanno e se ci vedete. No, allora. Ragazzi, un attimo solo, non ci dite niente. Il tempo che prendiamo un po' di conferenza. Allora, qua c'è scritto 2 spettatori. Ecco, sta aumentando. Allora, qua giù. Infatti, mo sto facendo pure qua, spettatore attuale. Allora, ragazzi, 2 secondi e cominciamo, in modo che diamo tempo pure agli altri di collegarsi. E così ci divertiamo. Io faccio i gesti per i muti così da che per là che sono sottomuti. Fai i gesti per i sottomuti. No, chi si fu rap, fa così. Allora, per ora sta scritto 16. Allora, però non c'è sta 16 spettatori attuali, però stanno 28 mi piace. Com'è possibile? Allora, Karen, salutami Carmine. Ciao Karen, ipotizza che poi. Karen, abbiamo salutato. Raffaele, Allegretta, oggi siete i migliori, salutate. Ciao Raffaella, ciao, un grosso bacio. Sempre Karen, siete fantastici. Ciao, sempre Karen, va sempre Karen, vai. Alex Stabiese. Mosi, prima no. Ciao, Mosi, prima no. Mosi. Ragazzi, attendiamo un altro pochino perché voglio capire, voglio dare modo agli altri per collegarsi. Allora, non sto capendo niente però. Allora, qua chiudiamo. Qua che facciamo? Intanto aspetta. Karen. Allora. È venuta Karen, capito? Per ora qua mi 27 spettatori. Ciao Alberto. Ragazzi, solo pochi minuti e salutiamo tutti e dobbiamo un po' parlare perché vi devo dire un bel di cose, ragazzi. Un po' di cose molto importanti. Solo 2 però, 3 non so stati. Ciao Matteo. Poi chi ci sta giù? Karen c'è caduto. Come si chiama? Ciao Pasquale. Salutiamo a tutti quanti, vai giù. Quanti ne siamo? 34. Vabbè, il tempo che si collegano un po'. Antonio Pariota sta guardando, salutatelo. Ciao Antonio. Forte bacione in fronte. Anzi, ciao commissario sul passo. Che è commissario sul passo? Ci capito. Vabbè. Che ci combiniamo? Ma che sto a combinare? Comunque. Paghi, salutami, Carmine. Ciao Paghi, una forte capata in faccia. Ciao Paghi. Ne siamo 38. Io credo che... Ma una domanda, ma voi state senza pensiero, state contenti? Noi allora, praticamente siamo pieni di pensieri, però siamo contenti, o no? Io sto senza capo. Chissà, c'è la cervella una tena proprio, quindi... Allora. Altri 2 minuti, vai giù, perché voglio la modo di collegarsi con gli altri, mannaggia. Io ancora non devo prendere confidenza con sta cosa di YouTube, no? Allora sono un buon imbranato. 41. Vai giù. Cominciamo. Allora ragazzi, innanzitutto volevamo ringraziarvi perché comunque siete stati proprio ma favolosi, una cosa esagerata. Praticamente abbiamo cominciato il casting ieri, che eravamo a 0 mi piace,
E siamo arrivati, ora vi dico a voi, un attimo solo. Guarda, ho giocato tutte cose. Sono proprio uno idiota. Sono uno idiota. Allora, aspettate un attimo. Ora vediamo subito a quando siamo arrivati. Scendiamo giù. Allora, siamo arrivati. Ora faccio la condivisione dello schermo così potete vedere anche voi. Allora, qual è? Questo qua è. Ecco qua. Allora, come potete vedere, siamo arrivati a 2706 mi piace. Qua Giuni, si da spazzime tutte fanno. Proprio grandiosi proprio, cioè aumentano ogni secondo, vai giù. Hai stato pure in mezzo. Comunque aumentano ogni secondo e cioè io non so come ringraziarvi, non so come, un attimo solo che voglio mettere una nota. Non so che sto a combinare. Allora, eccoci qua, eccoci di nuovo qua. 52 spettatori. Ragazzi, comunque veramente, cioè, siete stati proprio fenomenali. Appena ho messo il video, appena ho fatto lo stato, subito siete andati a cliccare mi piace, ma vi tirate una mano, vi siete fatti sentire, cioè voi siete proprio grandi. E a dire che noi, cioè praticamente stava vincendo un altro ragazzo che aveva 1460 mi piace. Cioè io ho detto vabbè, ma come faccio? È un po' difficile per il 9 arrivare magari di più. Comunque. E invece ce l'hanno fatto in annotato oggi, ma vi rendete conto? Cioè, ma non è nato un muto stanotte, quello che dico io, ma siete proprio una cosa esagerata. Comunque, Elisabetta, diciamo Basso, salutatemi, ciao Fede e ciao Lisa. Ciao Fede, ciao Licurizzi, come si chiama? Lisa. Lisa, ciao Lisa. Leggi i commenti, ti vedo un mouse. No, in questo caso leggi. Grazie, volevo dirti che sei un grande Alberto. Grazie Alberto, un forte capo in fronte. Strappi sempre un sorriso a tutte le persone. E io a strappi cosa sono molto. Spero che vinci e che raggiungi i 3.000 like. No, di più. I 3.000 like sono poco, vai giù, di più, perché... No, perché dobbiamo pensare, allora, se io in una notte comunque ho superato questo ragazzo e quindi mi trovo primo nel casting, che ne sapete, si sa presentata formale e all'improvviso mi supera, e quindi ragazzi ci dobbiamo dare sempre da fare. Che ne so, invitate i vostri amici a mettere mi piace, non create contatti falsi, non barate, perché comunque se no mi squalificano, non si può fare più sta cosa, capito? Lorenzo De Angelis, mi fate schiattare dalle risate, siete fortissimi. Tu a poco schiazzano perché si è fatto tanto. No, ciao Lorenzo, ti ringrazio, sei molto gentile, grazie. Pelleric Festa, ciao Carmine. Ciao, come? Ciao Carmine. Ciao Pelleric. Giusto. Carlo Ciccarelli, salutatemi, please. Ciao Carletto. La media arriverà in alto. Ciao in alto, Carlo. Come in alto, sull'aereo. Sam Karen, ti meriti tutto questo, sei fantastico, ci strappi sempre un sorriso. Grazie Karen. Ma Karen che nome è? Un nome americano? Pelleric, cosa come fa per votarti? Pelleric, dove sta Pelleric? Termine, come devo allora, Pelleric, praticamente io ora mando il link. Infatti faccio così, praticamente mando il link nella chat su YouTube, nei commenti, lo apri e devi cliccare solo mi piace. Praticamente il post si trova in una pagina in cui bisogna votare, diciamo, tramite i mi piace. Ieri già siamo arrivati comunque fino ad oggi a 7 ore, aggiorniamo di nuovo, vediamo un po' quanto sta 2726. Cioè va giù, sta aumentando, ma è una cosa esagerata, proprio di continuo. Comunque è incredibile. Vorrei salutare Alessandro Cacciapoti, che è uno dei grandi amici nostri. Ciao Alessandro. E basta, arriva chi cazzo, da quanti lo arriva vado a casa, che ne sa, io abbia pigliato uno. Saluto a tutti ragazzi, questa è la diretta in cui salutiamo tutti, nessuno escluso. Quindi leggi i commenti. Non so, c'è ragione qua. Leggi qua. Carlo Scarelli, Luca, se non mi spacci, grazie. Ma quello lo sa. Tommaso Amendola, se mi saluti vado volontario all'interrogazione di scienze. Ciao Tommaso, ciao. Nadia Palme, se il mio idolo, mi puoi salutare? Ciao Nadia, un forte bacio, ciao. Poi alla Jay, comunque ragazzi, allora vi voglio parlare un po' di questo casting, dell'altra volta pure che siamo andati a fare il casting del web. Praticamente
io non sapevo nulla di queste cose, di questo casting del web, sia online e non. Praticamente il casting del web che siamo andati a fare sabato l'ho saputo lunedì, quindi avevo una settimana di tempo e non ho avuto nemmeno il tempo di magari di fare qualche video proprio adatto per quell'evento. Quindi avevo deciso di portare Mai Toccare Napoli, che secondo me, state un po' zitto, che secondo me è il video più significativo e più, no? L'unica cosa però negativa di questa cosa è perché comunque il video è napoletano e diciamo i giudici che c'erano là, Simone Pacillo, Americo De Giglio e Maurizio Merluzzo, secondo me, da come ho capito, comunque volevano più una cosa in italiano, una cosa più nazionale e quindi non è andata, diciamo, a buon fine, però comunque è stata apprezzata. Un attimo solo, vicino. È venuto Vincenzo, quello là che usciva dall'armadio nel video della nuova casa di Carolina. Allora, vi stavo dicendo, praticamente non abbiamo vinto, però comunque è stato apprezzato molto, infatti abbiamo avuto molti complimenti e come già vi ho detto l'unica cosa è che il video era in napoletano e quindi non abbiamo vinto. Non fa niente. Però non fa niente, oggi non ci perdiamo di coraggio e andiamo avanti. E come già vi ho detto, comunque per me la soddisfazione più grande è stata stare con voi, fare le foto, abbracci, baci, tante coccole. Danilo Benz. Ciao Danilo, un forte bacio, ciao Danilo. Lucia Vaccaro, salutatevi. Ciao Lucia. Ciao Lucia. Comunque fatemi parlare un attimo. Allora, niente ragazzi, per me la soddisfazione più grande è stata salire su quel palco e stare insieme a voi, perché comunque tutte quelle persone non stavano là per me, stavano per Simone Pacillo, per Alberico De Cinzio, Stefano Sciappano, Benito, Simone e tutte queste cose, e tutte le persone stavano chiuse in una recitazione praticamente, e ogni volta che passavo ma succedeva un burdello e io non me l'aspettavo sta cosa, perché dicevo vabbè, ci sarà qualcuno che mi conosce, però non mi aspettavo questo casino, addirittura delle ragazze che piangevano, uno mi dice ma ha squagliato un trucco in cuore dopo la giacchetta, però non mi dispiace, è una cosa che comunque fa piacere, cioè, dispiace a mia mamma perché ha da lavare addosso, però a me no, perché comunque è una cosa che mi dà gioia, una cosa che è finito, una cosa bella. No, ancora, aspetta. No, che Cassan. Sì, salutiamo tutti ragazzi, non vi preoccupate, ritengono pochi chiacchiere, però comunque devo dirvi queste cose. Niente ragazzi, è stata una giornata comunque indimenticabile, una bella esperienza e niente, dopo che ho fatto questo casting, quindi sono tornato a casa eccetera, ho saputo che c'erano anche dei casting online che si potevano fare, però ho detto vabbè, ma mo secondo me già è tardi, già l'avranno fatto. E infatti non so chi, non mi ricordo, ma chi faccio avanti che ha scritto ma chi? Carmine per un fratello Chinotto, mi saluta. Comunque aspetta, ma come ci troviamo? Come si chiama? I due camere del server, ma a me mi metto il nome tuo e ti salutano, scusa. Comunque Scugnizia Bionda, salutami, ti prego. Ciao Scugnizia Bionda, grazie. ragazzi, 2 secondi. Ti piace la paletta, non guardi Danilo Benz. Un attimo solo, ragazzi, non parliamo tutti insieme. Allora, vi saluterò tutti, a una volta, a 3 volte, a 4 volte. Facciamo prima parte in modo che sfogo e poi salutiamo a tutti quanti. Allora, vi stavo dicendo, non ero a conoscenza di questi casting online e quindi niente, sono tornato a casa e ho detto vabbè, ma secondo me sarà già troppo tardi per farli e quindi non ne vale manca pena. Non mi ricordo chi che mi aveva detto sai, i casting online li ha vinti, dico youtuber. Città sì, allora città vabbè, lascia stare che faccio a fare così, cioè, ma tu stai fermo! No, ci mi fa parlare, no, sono una zecca. E niente, comunque praticamente ho mandato un messaggio a questa pagina Web Stars Channel, posso partecipare a questo casting, sono ancora in te, guardi che pataglia, grazie che una parola, allora, ho detto, sono ancora in tempo per partecipare, se sì, magari voglio partecipare, quindi ci ha lasciato un link pro video. Niente, ieri sera mi hanno risposto e detto ti abbiamo appena pubblicato il video eccetera eccetera, questo è il regolamento, tutte queste cose qua, il premio, le fasi finali eccetera, e niente, oggi appena mi hanno pubblicato questa cosa, ho pubblicizzato e voi siete stati proprio oggi una cosa spettacolare, cioè, ma chi si chiama qualcosa qua?
Allora, praticamente, non mi aspettavo questa affluenza di mi piace, tutti quanti, ma fin da nottato, oggi era mezzanotte. State zitti perché trovo più concentrazione. E quindi oggi siete stati grandi, grazie. Continuate a votare, oggi continuate a votare. Allora, se no vi sfondo. Salutiamo Varello, prima che... Sì, ma saluto prima che si cade. Allora, al final sono sempre gli stessi. No, che si cade un po' noi commentando a YouTube, non so ecco. Allora, Lucia De Carlo, ciao, salutatevi stronzi, vi voglio bene. Ciao Lucia, ciao. Poi, aspetta. Salvatore Guarnieri, fammi salutare da Carmine. Ciao Salvatore, ciao. Pure a me a Anni Pianese, mi salutate Luca, ma salutatemi. Ciao Anni. Botte e bacione, ciao Anni. Anni, ciao Anni. Leggi. Ragazzi, continuate a scrivere, magari se non vi salutiamo e quindi perché i commenti, allora, siamo 95. Bello. Saluta Alessio Russo, sarebbe là. Ciao Alessio Russo. Saluta Alessio Russo, ti chiama faccio un... Allora ragazzi, magari se non vi salutiamo e non riusciamo a salutarvi, cagito. Dolce cattivo. Tatto zitto, quando parli non ballare tu, se no ti poi se non riusciamo a salutarvi e quindi non vediamo il vostro commento, commentate sempre, scrive mi spacci, mi ha salutato ancora, eccetera, capito? Allora, Francesco Giaccio. Kite. Ciro, passa zitta calma, saluto, ciao. Ma che ne passa zitta calma? Spara, spara. Hai detto vince, spara. Che Martello fa il freestyle? Io ci fu freestyle. Subito. Non lo so. Allora ragazzi, voi vedete, no? I rappi Carolini, i DJ rap, che le caccugge, pipistrelle senza scelle, cacca partita uscire, eccetera. Guarda, io so scrivere, magari, se poi ci metto una settimana. Ma comunque qualcosa ci esce, però coppo freestyle, a volte mi esce qualcosa, a volte mi esce proprio, quindi non sono proprio bravo, sì, e faccio i figuri in media, capo? Dolce cattivo, un saluto da Palermo, siete grandi, Ciruzzi, mi fai morire simpaticissimo. Grazie mille, come si chiama? Dolce cattivo, è un buona cosa contrastante. X-Power Black 96. Black, casomai. Ciao Carmine, mi saluti? Ciao Nando d'amico. Ciao Nando d'amico. Scemo io, saluto. Ciao scemo io. Ciao Angela Longo, un bacio longo. Salvatore Boccia, o me spacci, un saluto, mi siete dei grandi. Grazie. Ciao Salvatore Boccia. Un attimo solo voglio vedere. Allora ragazzi, vediamo un po' a quanti mi piace stiamo. Allora, per rimmere poco. Allora, un attimo solo perché qua stanno arrivando secondo me i commenti. Allora, aggiorniamo la pagina. 2771, vai giù, sit ruos. E siete pronto grandi? Vedi tu, 10 Pronto? Oh, leggiamo. Ok, Carmine, te lo dico pure io. Che? Di cui, ma non ti emoziona, sei una persona fantastica, un ragazzo, un cuore d'oro, ma soprattutto è quello che fai sei unico e sta solo un sorriso. Ciuruz è una casa calda. Grazie mille, come si chiama? Ciao Alex, grazie mille, grazie di cuore per queste belle parole. Io praticamente sono un tipo che si emoziona molto facilmente, mi chiamano Gabriele l'emozionatore. Che ha scritto bene, sì, allora che ha scritto bene. Allora, sei un ragazzo che regala sorrisi e sorridere. E regalare gioia è il miracolo più grande che un uomo possa fare. Non cambiare mai, Carmine, mai. Luca, suo frate scemo, Rufinicotto. Grazie Danilo, ti ringrazio. Caro Danilo Benz, ti ringrazio anche. Non so se ci sportare ogni tanto che viene i morti papà vicino, ma pure un po' a YouTube. Fatta qua, penso di solo. Che cazzo? Che cazzo, lo sta rubando. Un frate scemo Rufinicotto. Vabbè, tu hai bene pure Danilo. Siete dei grandi che ha scritto, me la fa leggere. Ciao Domenico D'Urso, ciao Domenico. Guerra, ciao Guerra, ciao Battaglia, ciao Francesco, ciao, ballate la Macarena. Mamma Macarena, poi oggi. Tanto zitto, aspetta, Macarena, non vi vedete ragazzi. Noi. Come si fa? Non faccio un sabbato. Oh, com'è buono che
Magari araba sta magari magari aspetta che sta l'originale. Ma mezz'ora oggi però, ma mezz'ora. Ma ci va così, va. No, ma mezz'ora. Stavo sudando, ragazzi. Comunque aspettate, Camani, mangio pannato, saluta uno che... Ciao, faccio più. Camani, salutiamo a Sandro Esposito. Ciao, come? Sandro Esposito. Ciao, Sandro Esposito. Un bacio. Un bacio, abbraccio. Chiame così. Chiame così. Così. Anche così. Ragazzi, allora, vediamo un po'. Quando siamo? 97. 97. Ah, Ciao, mezza sega, ma saluto. Ragazzi, scusate, leggero come il fiuto. oggi ma... Salutatemi, vi prego. I fuori di testa junior, ciao. Oggi saluto a Pasquale Mattusci. Ciao Pasquale, ciao Ci Pasquale. segue sempre. Ci segue sempre quel ragazzo. È bello. Puoi salutare la mia migliore amica, si chiama Sara e vi stima tantissimo. Ciao Sara, un forte abbraccio. Poi ti tenga la fan. Aspetta un attimo. Ciao, faccio giù. fanno. La fan! Ah. Mi stanno contattando coppa Facebook. Fammi. E me non sto a capire chi è. Ciao Ciao Aidan. Ciao Aidan Creanza. Ciao Daniele. Un attimo solo. Un attimo solo. Ragazzi, io purtroppo me ne devo andare. E quindi vi saluto. No! Ci vediamo alla prossima. Ciao. No, perché ne vai? No! Cioè, ora che se ne va io mi uccido, mi taglio. Ciao. Basta, allora. Vediamo un po'. Ecco. Allora, devo salutare, fammi salutare un po' a tutti questi messaggi. Ciao Ilaria Zambretti, ciao Aidan Creanza, ciao Pasquale Martuscino, ciao Tommaso Addes, ciao Checco Salvi, ciao Daniele Manco, ciao Vincenzo Stara, ciao Daniela Genovese, un bacio grande a Daniela Genovese che mi segue sempre, è proprio una coccolosa di ragazzo. Saluta ciao Kevin Vellotti. a Anthony Junior Bova, ciao Antonio Junior Bova, ciao Giuseppe Aurora, ciao Cristian Costronzo, Controneo. Aspetta, dammi, salutando. Ciao Federica. Dammi. Ilaria Zambretti, Diego Bastone, Kevin. Ciao Diego Bastone, ciao Salvatore 5 grana, 5 grammi di... Ciao Tony Ernestino. E Anna. Ciao Chiara di Sarno. Ma no, quanti... Ciao Sasi. Giuseppe Russo, a me nessuno mi saluta, ti saluti. Ciao Giuseppe Russo. Noi ti leggiamo e salutiamo. Allora ragazzi, e parliamo un po'. Allora, volevo già parlare perché non mi trovo. Io devo parlare. Allora ragazzi, io vi ringrazio ancora per il numero di mi piace che abbiamo raggiunto, perché è stata una cosa fenomenalissima proprio, cioè una cosa che non mi aspettavo. E stanotte, credetemi, non ho dormito, cioè mi sono uscito alle 7:30 stamattina con quello pensiero, mamma mia, e non mi aspettavo, cioè mi sono svegliato che già avevo mandato di parecchio questi viaggi, non esagerare. Un attimo solo, allora vediamo un po' a quanto siamo arrivati. Vediamo un po', allora aggiorniamo la pagina, siamo arrivati a 2805, mamma mia. Cioè,
cioè, avete capito, no? Fenomenale, voglio, proprio fenomenali, proprio fenomenali. Come cacchio se leva questa cosa? Ecco qua. Comunque, allora, te vedi un po' i commenti, avviene proprio quello che devi vedere. Ma lo verresti capito, che ci passa? Saluta la mia ragazza, si chiama Giulia da Renzo. Ciao Giulia, ciao Giulia. Adesso però quanto c'è? Diciamo questo. Lo so, ragazzi, continuate a commentare se non vi salutiamo perché è un po' un casino. Ti sembra la coppa in un budello. Leggi che scritto? Io non so. Senti il grande accesso. Non stiamo capendo. Ho detto Angela, abbiamo tutti. Hai capito? Ti stanno arrivando milioni. Ciao Angela, un rotto e bacio in fronte. Buonasera. Un attimo sta a fare la diretta su YouTube. Perché non mi rispondesti? Quando? Quando ti Non mi ricordo. un po' cattivo. Parliamo tu sta a fare la diretta su YouTube. Salutate, sono giapponese. Ciao giapponese. Oggi no, non dice sono giapponese, dice allora, ma io dico no, non ci può tanto per capirlo. Praticamente chi le va vicino, l'intervistatore, e gli dice cosa chiedi a San Gennaro? Quello che stava là allo stava San Gennaro, ma secondo voi poteva mai dicere sono giapponese? Ma che c'è azzecca? Non poca maglietta non una in culo, poteva dire ma sono giapponese, non capisci quello che dice, cioè per farti capire, oppure sono giapponese che ci azzecchi con San Gennaro, non poteva dire una cosa del genere. Voleva dire assumi giapponese, cioè voi italiani assumete il giapponese, ma giusto vogliono poche fatiche, questo voleva dire. E infatti c'era anche un articolo che lo diceva. Comunque salutiamo a Maddi e a sua cognata Nati. Ciao Maddi, a sua cognata Nati. Vincenzo, ma la tieni quella cosa là? Vai, allora dalla fuoco, Vincenzo, vai. Aspetta, voglio salutare un magnano mio, si chiama Francesco Caserta. Ciao Francesco, ciao buono. Ciao Francesco, ciao. Ragazzi, allora fateci qualche domanda. Allora approfittate di questo momento magari per farci qualche domanda, per sapere qualcosa che volete sapere di noi. Saluto a Cristiano Radio, a Ticino saluta. Ciao. Allora, Mattia Natale. Ma Mattia Natale è chi? Mattia? A no, Natale. No, non mi ricordo. Comunque, un giorno una donna sfaccimosa fece un figlio sfaccimoso di nome Ciruzzo, che la fece sempre disperare, faceva sempre disperare. In quel giorno Carolina chiamò tutti uomini sfaccim, pure femmine, e così nacque Carolina. Bravo Mattia Natale, questa è la storia di Carolina. Ma tu comunque con me sei troppo cattivo. Allora. Cammine, quando farai il provino a Made in Sud? Allora ragazzi, il provino a Made in Sud praticamente, io ho chiamato Made in Sud per informarmi quando si facevano sti provini. Praticamente mi hanno detto che dovevo chiamare ad ottobre, quindi questo mese, cioè dovevo chiamare e quindi mi facevano sapere quando c'erano questi provini. Però ancora non ho chiamato perché comunque ho altre cose da fare, sto facendo altre cose, però comunque mi devo informare, devo vedere quando si fanno e andrò a fare il provino. Allora, Luca, ragazzi, fateci di domande, Ciruzzo le leggerà e io vi risponderò. Però, se avete fatto domande a me, siete un po' più dolci, no? Perché scemo, strunzo. Ma le tricine sceme senza affettive, perché tu sei uno scemo buono. Tu sei proprio scemo. No, sei più scemo che buono, praticamente. Aspetta, Carmine. Carmine Ciru, ciao, tira del GDM, cazzo. 657. Credo, oggi fiscale. Farete mai un raduno, Lucicai? Allora, il raduno lo faremo e forse non lo so. Stiamo organizzando magari per Aversa o Napoli. Queste sono le due opzioni, o Aversa o Napoli. Però secondo me lo faremo in entrambi i posti. Tina Simeone, Ciru, Mamma mia, saluta la mamma Angela. La mamma Angela? Ciao Angela, signora Angela. Buonasera. Signora Angela. Ciao signora Angela, buonasera. Ciao signorina. Un forte bacio anche a lei. Sì, Aversa Athletics, subito. Allora, come quando hai avuto l'idea di interpretare Carolina Penzola? Allora, chi è? Karen, sempre Karen. Come ho già detto tante volte in altri video, Fuck Me Time, eccetera. Carolina era così per caso. Niente, il primo video che ho fatto, praticamente mi sono messo una parrucca in testa di Carolina e non avevo nemmeno la vestaglia e niente, ho fatto Sofia, dimmi
se il liquido seminale della popolazione, e cioè si spacciamo la gente. E questo è stato il primo video. Praticamente, dato che c'era questa frenzolammenità, era una malattia, comunque, c'era questa frenzolamma, diciamo, nel linguaggio, nel personaggio che stavo creando, e niente, così ho detto, mo gli devo mettere un nome. Come la chiamo? Assunta. Antonella, ma chiamammola Carolina, va, e ho detto Carolina, quindi così è nata Carolina. Poi con il tempo, diciamo, vi siete imparati a casa Carolina qual è, con il tempo avete capito che Ciruzio figlio, poi c'è il all'inizio marito, facevo un bagno e tutte queste cose qua. Quindi così, diciamo, con il tempo, piano piano si è creata questo personaggio. Carolina chi? Chi è? I fuori di testa una. Comunque Carolina è una chiavata. Giuseppe Petrillo, ci sono tutto a posto e niente a banco. Chi è? Giuseppe Petrillo. Ciao Giuseppe Petrillo. Dai, salutami, dai Camille, dai. Dai. Ciao Rosaria Cilillo, ciao. Siamo in sto fumando, ho preso di nuovo il vizio. Salutami, sono Mario De Luca, detto il mago. Ciao, il mago, ciao Mario De Luca. Ragazzi, dovete abboffarci di domande, fateci qualche domanda in modo che parliamo. Quanto tempo stiamo? Quanto tempo stiamo? Vai giù? Non vedo niente. Dove cacchio sapere, vai giù. Oh, guarda. Ma dove sapere, vai giù a quanto tempo stiamo qua? Non sapere forse. Come non sapere? L'altra volta no, l'altra volta si vedeva, ma non sapere. Ah, possiamo le 3 manco 5. Ma comunque, parliamo più che quando vogliamo tu, vai giù, cioè non abbiamo un orario. Allora, Napoli, allora, vi spiego un po' questa situazione. Forse mo non va a aspettare lui questa cosa. Allora, io prima di fare video, cioè quando ero più ragazzino, tifavo Milan. Però ora non tifo Milan, non tifo Napoli, ora vi spiego il perché. Non tifo Juve, non tifo niente. Perché però? Perché comunque cioè non mi piace mi attaccare magari a una squadra, perché comunque non lo seguo il calcio, quindi io che tifo Napoli e poi non so il giocatore, oppure che tifo Milan e poi non so il giocatore, non mi interessa più di tanto, questa è la cosa. Posso dire che mi fa piacere se vince il Napoli magari contro la Juventus, posso dire che mi fa molto piacere se vince il Napoli contro la Juventus. A me mi fa piacere, è normale, no? Perché comunque essendo di Napoli mi fa piacere che o Torinese perde, capito? Però non tifo nessuna squadra. Se vince il Napoli ovviamente mi fa piacere, se perde mi dispiace, però non ci spazio accade, magari se perde sono tutte le giornate moscio e triste, capito? Questa cosa. Leggi le domande, Ciro, sono che ti mi sta fatte qua. Checco Martello, quando fai Omegle? Ci saluto Checco Massi. Ho pensato di fare Omegle. Ma con i fan tu dici, oppure perché comunque io stavo pensando, non so se l'avete visto, se andate nel mio canale c'è un video che si chiama Fregare la gente su Omegle, come chiama tu. E niente, praticamente mi metto una parrucca in testa riccia, mi faccio vedere per metà e tutti i malati si fermano. La domanda è bella, Amani, sembra Lucia Vaccaro. Stavo dicendo, tutti i malati si fermano e quindi fanno i malati. Poi io dopo esco e faccio... esco con una smorfia, quindi loro tutto che si fanno. Lucia Vaccaro, come vi sentite quando la gente vi dice che siete la causa del loro sorriso? Allora, guardate, è una cosa, diciamo, bisogna viverla questa cosa. Io, fin quando non sono andato sabato al centro commerciale Maximal, quindi al casting del web, forse ancora non avevo capito cosa voleva dire avere persone che ti vogliono bene, che comunque ti seguono, che ci tengono a te come persona, come personaggio, magari come youtuber. Anzi, posso dire che è una cosa bellissima, perché cioè, tu cammini, ti guarda una ragazza, un ragazzo e rimane, diciamo, con gli occhi spalancati, perché adesso, diciamo, solo per vederti rimane, cioè, capito come rimane lui che non scemo. E guarda, è una cosa che non vi so spiegare, è una cosa bellissima, perché vi sentite molto gioiosi, cioè provate una gioia immensa nel sapere che molte persone nel vederti
sono contento. Ma non lo Questo- verità. Ma se fossi una gallina, tu mangiassi un pane se lo dici. Sì, sì, Emanuele, non mangiare sul pane se lo dici. Perché la gallina che la si mangia? Guarda, a me ha fatto un fritto in cuore, Redrix, usacci, magari guarda, sente che voi non lo sapete, oggi mettete un faro là e un faro là, praticamente ci stiamo a fare proprio la lampada. Allora, andate a vedere un video di Magia Live nel mio canale, certo, ma ora lo andiamo a vedere uno, allora, Magic Channel, allora, andiamo a vedere un poco, vediamo un poco. Allora, cioè, a me Roby mi piace. ragazzi, allora facciamo così, un attimo solo. Ma lo volete insieme a voi, eh? Un attimo solo. No, noi ci vogliamo insieme a voi. Allora, ragazzi, questo è il canale di Magic Channel. Magari fatevi un giro vedendo qualche video. Se vi piace, iscrivetevi al canale. Vuole essere pure 17 secondi. Che può far vedere? Poi vediamo quando 17 secondi. Allora, ragazzi, fatevi un giro su questo canale perché comunque può essere divertente, vi può piacere. Magari voglio rammana mano a chi merita, e secondo me merita, perché Faccio due. Quello lo faccio fare. non so fare. Non faccio spiegare. No, prima non fare. Dopo, ragazzi, comunque andate nel canale di Magic Channel, magari fatevi un giro. Ci posta qualcosa che vi piace, comunque riguarda la magia, di come ho capito, no? Da come ho capito. Iscrivetevi, guardatevi qualche video, perché se non ci diamo una mano tra di noi, se no è la fine, no? Allora, salutami. Lo sa Bacirillo, ciao, lo sabato, già salutato, ma devo chiamare a Carolina, ci vediamo, vado a bacia, che ho detto, non lo so. Allora, Napoli, Luca, come ti senti a far parte dello staff di Camere? Sei soddisfatto di quello che fa della persona in cui hai a che fare? Luca, che cazzo sei? Poi mi capisci con me. Ma tu parla con me, mannaggia. Allora, Alex sta peso. Luca, come ti senti a far parte dello staff di Carmine? Staffa, vabbè. Sei soddisfatto di quello che fa e della persona con cui hai a che fare? E nello stesso tempo sei soddisfatto di quello che stai facendo tu? Luca, rispondi. Non so se diventa. No, rispondi normale. Dici la verità, sono contento. Già dici la verità, parla con differenza. Sono contento che sto a fianco a Carmine e quello che stiamo facendo. È contento. Non face... No, ma tu mi mischi! La Luchite! Lui praticamente ha una malattia che si chiama la Luchite. Lui si chiama Luca. Sì. E noi gli abbiamo messo un nome della sua malattia, la Luchite. Cioè io sono unico, non dice strunzo. Lui ha dei termini tutti suoi che però mischiano, infettano queste cose. Cioè, immagini se facesse il professore. Mamma mia. Allora, Carolina, hai mai fumato una canna? Mi saluti? Chi è? Dieghino Rap. Ciao, Dieghino. Allora, sì, ho fumato una canna, non ultimamente, un sacco di tempo fa, fumavo qualche cannetta, sì. Però devo dire che non vi perdete niente di speciale. Però io sono del parere che nella vita bisogna provare tutto tranne la droga pesante, perché la marijuana, secondo me, secondo il mio punto di vista, non è una droga, perché la marijuana è una pianta che comunque, cioè, è una cosa naturale. Se magari tu hai un seme di marijuana e ti cresce la pianta tu a casa tua, anche qua comunque è legale, non si può fare più in Italia, però se magari comunque ti cresci la pianta tu a casa tua con un seme eccetera, la curi tu senza mettere diciamo sostanze al di fuori eccetera, secondo me non c'è niente di male, perché comunque la cannabis viene utilizzata anche come medicinale, cioè ha anche dei lati positivi, anzi ha più lati positivi che negativi. E poi comunque ragazzi, questo è il mio punto di vista, però fatevi sempre come vi sentite, ok, basta. Salutami Home Spacing, ciao Ale 04 Sniper, ciao Mezza Sigma, saluto, mi chiamo è scomparso, io aspetta, non lo dico. Mi saluto. E come si chiama? Non mi dire niente, fate non mi commenti, scomparso. Alette Elisa Giulia Serino, ciao tesori, mi salutate? Ciao, ciao Elisa Giulia, quanti nomi te? Elisa Giulia Serino. Ciao Elisa, dice ciao Giulia. Ciao. Salutare come si deve, cioè Cirillo.
Ciao Rosaura Cirillo. Tuo faccino, bello saluto. Ciao, Ciao amore mio. ti mando un abbraccio, un abbraccio. Va bene così? Va bene? Allora, Carmine, qualche volta facciamo una live insieme? Certo, qual è il problema? Magari tu fai qualche trucco di magia. Salutando Antonella In Silvestri. diretta sarà molto divertente. Salutando Antonella Silvestri, poi chiamo a salutare. Ciao Antonella Silvestri. Francesca Barbera. Ciao Francesca Ciao. Barbera. Ciao Francesco. Già hai risposto prima. Già risposto. Sarà Lecce, Giuliano, giusto? Sì, sono di Giuliano in Campania. Bruno Romano, qual è il video che ancora oggi ti piace più tra quelli che hai fatto? Mi saluti, ciao Diego Romano, se mi sbaglio, è passato tutte cose su non si capisce bene. Il video che più mi piace, Luca, a te qual è il video che più ti piace? Cioè, certamente Manuele Peta! Finitola? Allora, qual è il video che più ti piace che abbiamo fatto? Per me? Vabbè, per me tutti i video che abbiamo fatto. Cioè, là, un video c'è che magari per me è un litigio rap, il primo. Il primo litigio rap. Uno dei migliori. Secondo me... Eppure l'esorcista, aspetta. Cioè, non tutti dicono, li voce, l'hanno piato da internet, invece no. Era lui che faceva proprio la voce del diavolo, proprio perché denunciavano un corpo. Comunque il video che mi piace di più, forse è proprio Mai toccare Napoli, forse, non lo so, perché comunque se non mi piaceva non lo presentavo ad un casting, no? Mi ha detto che cosa salvi. Ciao, che cosa salvi? Allora, dite a Carmine, come ha avuto questa ispirazione per i video? Ragazzi, l'ho sempre fatto i video, praticamente su YouTube, diciamo lo frequento dal 2011, anche prima. Ho sempre fatto video con i miei amici, però comunque facevamo video proprio a cazzo, cioè proprio come ci capitava, senza scrivere niente, senza un computer. Improvvisato. Tutto improvvisato. Ed erano di una qualità, diciamo, mediocre proprio. Niente ragazzi, l'ispirazione come l'ho avuta? L'ho detto, già facevo i video, questa è la cosa. Ho continuato a farli da solo, e niente, mi è venuto buono, magari mi sono fatto conoscere e sono felice di questo. Allora, Carmine mi saluti. Salvo Picariello, ciao Salvo Picariello. Carmine, a che posto sta il casting del web? Perché ancora devono aggiornare. Ma che hit? Emanuele, non ho capito. Allora, Carmine, a che posto? Che posto? No, sto al primo posto praticamente. E infatti ora andiamo a controllare di nuovo. Allora, siamo al primo posto, grazie sempre a voi, perché io, se non fosse per voi, io non fosse niente. Allora, andiamo a vedere un po'. Allora. Ciao Teresa Testa. Allora, un attimo solo ragazzi. Allora, aggiorniamo un po' la pagina e vediamo a quanti mi piace siamo arrivati. 2861. Ragazzi, siamo arrivati ad un buon punto secondo me. Grazie, grazie di vero cuore, veramente, perché grazie, grazie. Certo. La Carolina dove sta? Carolina? Ma sta per venire. Sta per venire? Sì, sta per venire. Allora, Carmine, sono il ragazzo che ti chiese aiuto con il PC e l'alimentatore, grazie per i consigli. Ciao Salvo, infatti come ti dissi, se il computer comunque non si accende, la causa poteva essere l'alimentatore. Allora, mi saluti Carmine, si mostro, tu e Carolina. Ciao Giannaro Ferrara, ciao. Allora, comunque siamo arrivati ad un buon punto con i mi piace. Continuiamo ancora, non c'è un anime perché può venire qualcuno da formana e ci fa un pack, quindi all'ultimo momento ci fa il pacco. Vi ringrazio, ma mamma mia, c'è una cosa, siete una cosa grande. Anche ha detto Manuele Peta. Faccio un appello a tutti quelli in pagina, mi serve un lavoro. Ragazzi, allora, per chi ha un posto di lavoro da offrire, c'è Manuele Pedate che cerca lavoro, quindi vai giù. Cerca lavoro. Fa una cosa tu stop. Pure un barista, qualcosa. Un ricuttare. A lui piace fare il salumiere. Piace usare. Piace usare. Sì, piace usare. Allora,
Farai un radunata fragura? Gennaro, non lo so, non ti posso dire sì, non ne ho proprio idea. Per ora ho in mente di farlo o a Versa o a Piazza del Plebiscito a Napoli. Allora, Carmine, cosa pensi di Carolina? Nel fare quel personaggio ti reputi un'altra persona, rispecchiando un po' il tuo carattere. Ciluzzi sono grandi, ti voglio bene. Grazie, allora, Alex, Carolina, cioè io e Carolina siamo due personaggi distinti e separati, anche diciamo caratterialmente. Magari un pochino mi rispecchia pure, perché per creare un personaggio magari del genere ho dovuto mettere anche un qualcosa di mio in quel personaggio. Non proprio tutto, perché Carolina è proprio una sguaiata, però comunque sicuramente c'è anche un qualcosa di mio, però non te lo so è che sia Luchide. Questa è la Luchide, ragazzi. Questa è la Luchide. Quando muore nei parole a Luchide. Stavo dicendo, un qualcosa di mio sicuramente c'è in Carolina, anche se non tutto, però non riesco a specificare benissimo qual è la cosa che diciamo mi rispecchia. Cammini sul mostro. Ragazzi, ora io esco un attimo, subito vengo, non vi muovete, mi raccomando, 2 secondi. Un attimo solo. Ecco qui la Luchita. Però così mi è troppo brutto. Guarda, papà. Ecco a me il cancio rimane. Sono troppo strano. Sul soffitto. Ci hanno pigliato soffitto che si sta andando a casa Caruto. Cioè, praticamente qua facciamo i video e facciamo tutto. No, tutto. Però. No, aspetta. Aspetta, però. Spiegate meglio. Luca. E tu stai ripigliando là? È un saggio. E perché? Sotto, una sonda, va. Luca, sembri il fratello del Giorgio, Luca. Fratello del Giorgio. Comunque volessi ringraziare per l'ottima giornata venerdì a Salerno, che mi scassa tutte cose. E poi basta, che non sono venuti presenti diventato. Salvo, Piccarillo, Ciru, Fradman. Poi aspetta, ma facciamo qualche saluto. Saluto a Teresa D'Angelo. Salutamelo pochi. Mario, si è bloccato tutto lei. Mi è sta casa, Elisabetta e basso. No, che sia praticamente qua è dove teniamo il computer, le casse e tutto. Cioè non è che beviamo qua, non è una casa. Alex sta bene. Senza pensiero. Siro! Ma no! Andiamo che è venuto. Poi Massimo a fare diretti che i compagni miei. Siro, qual è? È da sport. Mi piace. Sì, no, poi ma nessuna cosa sport. Vieni a breve, poi ma vieni a fare delle salve. Ma giocata da cacci c'è sta, va. Sta combinando, passo Facebook. Fammi vedere. Ma come soffri sta capendo? Siro, però io. Ma così bella. Sono proprio sex. Ma siamo noi? No, ma io sto notando una cosa, Siro. Che cosa? Io sono troppo spazio ma bello. Siro, non ti permettere più, Siro. Leggi un po' di commenti, amo bello. Carolina! Allora, Caroli, salutami tu che cammini e mi piace, non mi ha voluto salutare. La macchina di malato. Ma io cammino e mi piace, non ti preoccupare. Come ti chiamo? Allora, Rosaria Cirillo, Rosaria Cirillo, ballo basa pronta, attiva morta. Ti regge il rem. Ciro, Luca, salutami a Peppe Max. Che cazzo hai, Ciro? E chi l'ha più Luca, Peppe. Ciao Peppe Max. Caroli, ma non basta, cuzzolotta, mi ciao, cuzzolotta, un bacio a a fare liquori già, Caroli, chiamci di buffaccino. Ma giurare iniziamo a così. Abbasso un po' la testa, Ciro. Ma giurai la vonnì. Abbasso un po' la testa, Ciro. Ma Ciro, è passato, il dolore lo senti tutto nel momento, poi passa, Ciro. Ciro, devo dire una cosa nell'orecchio. Non lo dico in pubblico perché... Ma lo dico in pubblico, Ciro non si è cambiata la mutanda stamattina. No, come prima. Non si è cambiata la mutanda. Che schifo. Ti hai cambiato, Ciro? Sì, no. Sicuro, Ciro? Ma non giù. Ciro, dacci mi sa mutanda in due sets, te la sei cambiata? Sicuro? È la bianca e grigia. Bianca e grigia.
Allora. Ah, ragazzi, comunque volevo dire, continuate a mettere mi piace, perché mo cammina mi piace, mi è rimasta l'ambasciata, mi ha detto: senti Carolina, io praticamente sto facendo un concorso, un casting, credo sto casting, adesso sto facendo il casting, fa mettere mi piace, e voglio, quindi mettete mi piace, continuate a mettere mi piace a casting da web. Aritta Alex sta bene, ti posso fare una foto insieme alla figlia di Ciruzzo? Non c'è problema, scattate tutte le foto che volete. Amore, no, se lo dici. Oh, mi spacci mesimo bene. Ma sei troppo spazzato. Ma Basta. Carolino, sto cazzo. Ma ci tieni, Ma dai, non ti spari in mano. Ma mangiami, lascio stare. Allora, Carolina, quando lo farà un altro video? Anna Landolfo, un altro video lo farò quando farò un altro video. Allora, Angeli, Carolina. ciao Angela. Ciao Angela. Ma io vorrei sentire una canzone però, cioè, proprio... Ma è finita bella canzone. No, è una canzone che per me mi ha accompagnato nella vita, questa canzone, cioè mi ha proprio trasmesso il sentimento, quindi ragazzi, ascoltatela pure voi. È bellissima. Ma è finita la canzone, scusate il mio momento di sentimentalità, perché guarda surata. Ma ci sto piano. Si è stoppiato, sì, si è stoppiato. Ah, Una bella Carolina, voce. allora, avete una bella, ma modestamente io facevo la cantante, poi mi sono messo... Ciao baby. Sta un po' zitto, sì, lo sto facendo, non sto dicendo una cosa. Io facevo la cantante, infatti volete sentire una canzone inedita? Faccio sentire una canzone inedita, Sì. però dipende vedo quale canzone, perché ho fatto il CD, avete capito? Mo vi canto una canzone, un attimo solo, non vi muovete. Allora, vi posso cantare? Vi posso cantare questa qua, che questa è una canzone che praticamente ho scritta io sempre, parla di un'infermiera di notte. Infermiera di Zitto! Già sta Aspetta, prima di questa canzone salutiamo a Carmen Buono. Ciao Carmen, Ciao, buono. Carmen. Un bacione Kinder Bueno. Ma sì, lo posso cantare questa canzone? Sì, doveva Però mi serve un collega, vieni un po' qua, fate un po' più là, cioè, vieni collega. Allora, praticamente mo vi cantiamo la canzone, questa qua che ho scritto io. Dall'inizio? Dal ritornello? Sì. Io comincio, poi sto zitto e continui tu. Non fa niente, butto due parole, poi te la mare. Allora, siete pronti? Un attimo, Infermiera di notte che fotunda con me che è fissata per vacanza a me ma va a pagare che non si imbatteniamo con che sta tentando ogni strada della conquista. Provocante, mi piace così, infermiera di notte. Con me, io fumo provocante.
Vabbè, comunque non canta queste canzoni che sono uno buono. E non siamo buoni come già detto il ragazzo prima. Allora, Carolina, a parte che se vai a tu sì che balli con qualche DJ rap, se vado a tu sì che balli con il DJ rap, mi stupenda. A me no, cioè, è nel modo di dire mi so conta no. Allora, Carolina, a parte che sembra che il grande ciao Mac Pellegrino. Allora, ragazzi, praticamente andiamo a controllare un poco a quanto. Allora, Natascia Cavallino. Abbonandomi alla cinese. Ciao cinesi. Ciao cinesi. Ciao Franci Mimmo. Ciao Franci Mimmo. Allora, ragazzi, vediamo un poco a quanti mi piace siamo arrivati. Mo vediamo un poco. Allora, un attimo sole. Allora, aggiorniamo la pagina da 861 è arrivato a 2888. Cioè, guarda, stiamo quasi a 3.000. Mo ve lo vedo. Grande Tina. Mi hanno dato pure il microfono. Un attimo solo che allora mi vedete. Allora, mo metto la base non è buona così vi canto la canzone non è buona rapper. Buongiorno buono karaoke. Stiamo bella. Allora, è questa un attimo solo. Si sente una giavica, si sente proprio una giavica. Ho messo proprio una cosa che si sente una giavica. Eccola qua. Yeah. Carolina rap. Io faccio rap insieme a Carolina. State zitto. Questa mattina per fortuna c'è un'aria diversa, di sole consonanze penetrata alla finestra. Quanto è bella la mia terra, mi manca quanto matto, porto una cartolina di mi sembra questo posto non deve morire. La mia gente non deve partire, il mio accento si deve sentire, la stagione dei fiori, la vento dei tumori, siamo la terra del sole, non la terra dei fuochi. Questa mattina per fortuna la storia è cambiata, vedo la gente che sorride spensierata, non esiste cattiveria, si sta bene in strada. Il mondo si è fermato, questa splendida giornata è ricordo voi. Stamattina mi ha asciugato solo, adoro il caffè, ho bene le canzoni, avanti le vacanze va così, ogni cosa comincia perché vado a finire, ma non mi male niente. Stamattina non mi male niente, la braccia Gabriele, sappiamo troppo che non sapere i problemi, non sapere chi si scende, non sapere capire, non so se potete più. Siro, non fare più questi scherzi mentre sto cantando. Siro, ma tu non sai che quando canti e tu mi interrompi, a me mi sa che il nervosismo per tutto accordi di parole. Scusa ragazzi. Stu maccaron. Ciao ragazzi. Allora ragazzi, io non sto capendo niente. Cioè, sto sudando, poi sto sudando. Allora, Carolina Sala Migliore, un saluto ti prego. Ciao Pilu Castillo, Massone. Carolina ti sto scrivendo da 3 ore. Salutami perché hai messo il video e l'hai cancellato oggi. Antonio Aramini, ciao, un forte bacio. Papà. Ercole. Salutami, mi chiamo Ercole. Ercole. Ciao Ercole. Ercole. Ciao Dom, ciao Stargame. Ciao Sava Picarillo. Ciao Pino, vi saluto da tutti quanti. Ragazzi, ne siamo 54. Caroli, wow, anche Caroli, lavati. Caroli. Brava, hai ragione, vero? Ah, sta dalla lava, che frega. No. Caroli, sciateli va, dai. Carolina, Carolina. Ci sarai. Ma scelta di va. Saggio spazzata la corsa. Via. Sto sudando. State un po' zitto. Allora, ragazzi, io vorrei concludere qui perché tengo i servizi a fate nella cucina tutto sporca, c'ho Bluzzango. Allora, ragazzi, ancora vivo. Allora, io vi rimango. Oggi mi ho fatto venire a fare una festa. Allora, praticamente, ragazzi, voglio dirvi, continuiamo a mettere mi piace al link al video nella pagina web Stars Channel, non ci arrendiamo, continuiamo ancora. Chi non l'ha fatto mettesse mi piace nella pagina, se no io mi arrabbio e dopo se mi arrabbio succedono le cose brutte.
E allora, ora, come ultima cosa, vi faccio il litigio rap e poi ci salutiamo. Oh no, Ciro. Abbiamo No, fatto sempre, a metà capa, non ti preoccupare, allora, mettiamo una bella... Allora, quale rap devo cantare? Io uno solo me ne ricordo. Mi ricordo solo il primo litigio rap. Quindi, allora, praticamente mettiamo solo il rap violento proprio. Facciamo allora, facciamo così. Aspettate un attimo. Eccola qua. Eccola. Senta. Carolina Rap. Chi è frate ma Peppa? Te la faccia il coccolo, tu riesci visa d'angelo. A me questo vaschetta mi pare Nino d'Angelo. Vita palese, polacca africana. Che buttata tutto quanto come la divana. Un massimo di mela, a troppo fattore. Lo sappiamo tutto quanto, casina sul colore. Esce la triccia per tutto il quartiere. Tu sei tu un bacio che da vittoria da quartiere. Mi hai buttato con la rotta, quando c'è sta capitata. Scimo modo, fa preso, quando faccio una parata. Sto mostro con mezzo, se credo principessa. Ne capite che stai fanno solamente in processo. Cosa sto di nevino, quando lo c'è la latrina. Scade cesso fino a fine, in mezzo a secchi e favori. Scene, fa presto scene. Quando faccio mazzo, quando me ne spacci. Grazie a tutti quanti per gli applausi. Complimenti, grazie, molto gentili. Allora ragazzi, vi voglio salutare. Sto sudando, devo fare un bacio, sto sudando tutte cose. Davvero mi devo lavare un po' con l'ascella, sinceramente. Allora, dove abitate? A Giuliano abitiamo, Ercole. Io a Milano. Allora ragazzi, vi saluto così, volevo ringraziare ancora perché mi avete supportato, mi avete dato una mano per il mi piace, per questo casting, e quindi vi voglio ringraziare dal più profondo del cuore. Se si potesse togliere il cuore da qua e bella sala poi, correggimi. Allora ha detto volessi il mio cuore su e tu volessi chiamare ambiente a te. Praticamente questo era il concetto, mi volevo togliere il cuore. Se si potesse fare questa cosa io prenderei il mio cuore e ve lo donerei co ha detto cosa ne pensi di bello? Non penso. Allora ragazzi, io mi mando un grosso bacio e abbracci. Gucci, Prada e Fendi, no? Gucci, Prada e Fendi, Dolce e Gabbana. Allora vi do un grosso abbraccio ragazzi, però non ci fermiamo con il casting. Voglio vincere, dobbiamo vincere, va giù, perché ama vincere. E se vinciamo il 9 ottobre faremo una grande live, facciamo una diretta qua in Coppa a Facebook, va giù, mi raccomando. Faremo una live piena di rap, piena di emozione ragazzi, piena di emozione. Salutami. Mo vi saluto a Ciro. Faccio un applauso. Vabbè, Luca saluta. Per una volta ogni tanto parla in italiana. Allora no, che io quando parlo italiano parla italiana. Comunque vi voglio bene, ciao, un bacio, spaccimuso. Wow, sì, tu hai fatto 3 ore di saluto, tu fai un... ma io sono capito. Tu sei scema. Non indicate che sennò ve le chiama tutte e due. Ragazzi, vi mando un grosso vi mando un grosso abbraccio ragazzi, grazie per averci seguito, grazie per averci già il ruttino di Carolina Gennaro, il ruttino di Carolina Ferraro. Ciao ragazzi, un grosso bacio, alla prossima, vai giù, ciao.